Alors, come avete lavorato? Comment travaillez-vous? Comment travaillez-vous ensemble? Il y a 50 ans, je ne me souviens plus vraiment. C'est pas vrai. C'est assez extraordinaire de revoir ça. Il y a une vision un peu apocalyptique dans le dernier film. Je suis moi-même foudroyé. Non mi ricordo così bene di come lavoravamo, ma è folgorante rivedere questi film. C'è una visione apocalittica nell'ultimo film che mi ha molto commosso. Mais je veux dire, je n'y suis pas pour grand-chose, mais en fait, j'y suis aussi pour quelque chose. Ho detto che non c'entravo molto in questi film, in realtà c'entro qualcosa. C'est très difficile de faire des films collectifs, des films d'animés et de faire réaliser en fait des films par les autres, parce qu'on a toujours tendance à intervenir, à diriger. Et on peut le dire pour beaucoup de films réalisés dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai participé à l'époque à beaucoup de festivals psychiatriques et j'ai constaté que la presque totalité des films sont réalisés par des thérapeutes, en fait. Allora, è molto difficile fare in realtà dei film collettivi in generale, ma dei film collettivi all'interno delle istituzioni psichiatriche è ancora più difficile. Ho partecipato a moltissimi festival di cinema realizzato in ambiente psichiatrico e posso constatare che la maggioranza di essi erano realizzati in realtà dai terapeuti e non dalle persone che sarebbero dovute essere implicate. Bon, je n'ai jamais donné, disons, des cours de cinéma. Bon, on apprend sur le terrain en faisant des films. Chacun prend la caméra. Enfin, ceux qui veulent prennent la caméra. Ceux qui veulent jouer devant la caméra jouent devant la caméra. Ceux qui veulent organiser les tournages organisent. Donc, il y a une petite, une espèce d'animation collective qui se crée. Non ho mai dato dei corsi di cinema. Chi vuole prendere la macchina da presa la prende, chi vuole essere davanti alla macchina da presa ci sta, chi vuole un po' organizzare la cosa può farlo. Diciamo che ho animato qualcosa di collettivo. Mais on ne se pose jamais la question du pourquoi faire, on le fait. Non ci si pone mai la domanda di perché fare qualcosa, la si fa punto e basta. J'essaye on discute toujours beaucoup, mais j'essaye qu'on passe à l'acte directement. Si discute sempre, è ovvio, ma preferisco il passaggio all'atto, cioè nel fare immediato. Après, on regarde les images ensemble. Donc, je rappelle, à l'époque, il ne s'agit pas d'Internet, on ne voit pas les images directement. Il faut attendre un certain temps pour donner la pellicule dans un laboratoire et revoir les images après. E dopo si guardano le immagini insieme, ma ovviamente vi richiamo il fatto che siamo nell'epoca della pellicola, quindi bisogna mandare la pellicola al laboratorio, farla sviluppare, torna indietro, quindi c'è un lasso di tempo fra le due cose e poi la si proietta e la si vede insieme. Ça demande que les malades reviennent de semaine en semaine pour voir les résultats, pour continuer. Évidemment, c'est pas facile, il y en a qui abandonnent ou qui sont réhospitalisés. Toutes les semaines, c'était des rendez-vous? Comment C'était 2 fois par semaine. Disons. Allora, gli incontri erano 2 volte alla settimana e il fatto appunto di rimandare la visione dei film, perché le immagini dovevano venire dal laboratorio, implicava il fatto che loro tornassero e che quindi restassero sostanzialmente sodali al film quelli che restavano, perché molti piano piano abbandonavano il progetto. C'est surtout, disons, au niveau du montage que j'interviens, parce que sinon, par expérience, j'ai vu que les films s'autodétruisent souvent. E soprattutto a livello di montaggio che io intervenivo, perché altrimenti per esperienza so che i film altrimenti si autodistruggevano. Parce qu'en groupe, chacun a des idées différentes, chacun aime ça et ou n'aime pas ça. C'est très difficile, même dans un montage de film professionnel, c'est pareil. Je veux dire, on ne peut pas demander l'avis à tout le monde. Oui, quand le film est fini, on peut le demander. Mais... Allora, quindi io so che anche in un montaggio di un film professionale è difficile,
mettersi d'accordo, ma in questo caso, essendo un'equipe di più persone, ci voleva qualcuno che prendesse delle decisioni di montaggio definitive e poi si chiede, una volta che il film è stato montato, a tutti cosa ne pensano. J'ai répondu. Oui. Donc tu es rentré là-dedans, tu avais presque 20 ans, tu avais 20 ans? Oui. E tu es resté combien d'années? Sei entrato dentro nel club Antonin Artaud, avevi 20 anni e quanti anni ci sei rimasto? Et je ne connaissais rien à la psychiatrie, Oui. donc j'ai été amené par un ami médecin qui rentrait là et qui m'a demandé de créer un groupe de réalisation de films parce que je commençais mes études de cinéma dans une école de cinéma. Quindi avevo 20 anni, stavo cominciando i miei studi di cinema, un mio amico medico mi ha chiesto di entrare nel club Antonin Artaud per fare appunto dell'arte terapia col cinema e mi sono ritrovato lì dentro. E come anni? 18 ans. 18 anni ci ho lavorato. Mais donc je faisais deux écoles simultanément, l'école de cinéma où j'apprenais à être un professionnel, Oui. à apprendre la technique, et une autre école où j'apprenais à travailler avec des non-professionnels. Okay. Et c'est comme ça que j'ai continué mon cinéma. In realtà facevo due scuole di cinema. Una scuola di cinema che mi insegnava a diventare un professionista e un'altra scuola di cinema, questa, in cui imparavo a lavorare con dei non professionisti. Voilà, celle que je préférais. Ed era questa quella che preferivo, Où j'ai appris le plus. Nella quale ho imparato più di tutto. Oui. Parce que disons qu'on ne s'occupait pas des problèmes techniques comme vous voyez, mais bon, au-delà de la technique, il y a quelque chose de l'expression, de l'imagination qui sort d'une manière très forte. J'ai encore vu ça aujourd'hui, incroyable. Oui. Perché non ci si occupava di problemi tecnici, ma c'era qualcosa di talmente potente che veniva fuori, al di là di tutte queste cose tecniche, e che viene fuori ancora adesso, 50 anni dopo, vedendoli insieme adesso, con voi. Évidemment, ces films étaient très mal vus par les médecins du club Antonin Artaud, qui voulaient toujours diagnostiquer et interdire la projection à l'extérieur. Ovviamente questi film erano molto mal visti dal gruppo medico del club Antonin Artaud perché volevano sempre usarli come oggetti di diagnosi e impedire le proiezioni al di fuori del club Antonin Artaud. Et donc, c'était comme un acte de transgression de réaliser ces films. Et bon, on a fini par les montrer dans des festivals de films psychiatriques, puis dans des petits cercles. Et ça, c'est, disons, ça a échappé au pouvoir médical, finalement. Donc, c'est la force du cinéma. Quindi per la forza del cinema abbiamo trasgredito questo interdetto e siamo riusciti a mostrarli al di fuori in vari festival e abbiamo cambiato anche appunto questo obbligo di non mostrarli. Et j'ai une autre question, parce que sur d'autres films à toi qui ne sont pas disons par exemple Magnum Beguinazum bruxellense, on retrouve Roman Schneid et on retrouve d'autres membres du et on retrouve aussi Sami Slingerbaum qui est à l'image. In altri film di Boris, un film straordinario che si chiama Magnum Beguinazum bruxellense, che è uno dei più bei film degli anni 70 per me, che è su un quartiere di Bruxelles, ritroviamo membri del club Antonin Artaud, Roman Schneid et altri, che lavorano nel film. Donc, dans quelle manière vous avez travaillé, par exemple, sur d'autres projets qui n'étaient pas directement au club Antonin Artaud? Ben, j'ai toujours travaillé avec des amis. Comme je n'ai pas trouvé beaucoup de subventions, je ne me suis pas inscrit dans le système du cinéma où on demande de l'aide au ministère de la Culture et dans d'autres Ma in realtà io ho sempre lavorato con degli amici, per cui non essendomi mai iscritto nel circuito industriale del cinema belga e non aver mai chiesto delle sovvenzioni pubbliche, questi facevano parte anche dei miei amici. Pour rester libre et indépendant et autonome, j'ai dû acquérir mon propre matériel, même mon propre laboratoire, l'enregistreur, la caméra, les éclairages. Et j'ai trouvé un sponsoring en pellicule. Et la plupart de mes films, je les ai faits comme ça. De temps en temps, j'ai trouvé quelques aides quand même officielles, mais j'ai toujours
La plupart de mes films sont faits sans argent du tout. Allora, per restare libero e indipendente ho dovuto comprarmi tutto l'equipaggiamento tecnico, quindi non solo la macchina da presa, ma anche una tavola di montaggio, un laboratorio, insomma, per essere completamente autonomo e poter realizzare film in maniera completamente désargentée, quindi senza soldi. E in questa maniera a volte sono stato sponsorizzato, per esempio sulla pellicola, a volte ho avuto dei progetti in cui appunto ho ricevuto dei fondi, ma in generale i miei film li ho fatti sempre in maniera povera, senza soldi. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu un film de moi, je ne sais pas. Ed è la ragione per cui forse sicuramente molti di voi non hanno mai visto un film di Boris. Je veux dire c'est normal parce qu'il n'y a pas de diffuseur non plus, c'est moi-même qui diffuse, c'est moi-même qui accompagnais mes films, qui les projetais parfois moi-même aussi. Donc je faisais beaucoup de projections à domicile, comme j'appelle, c'est-à-dire des projections chez les gens. Et donc je ne suis pas vraiment dans le circuit professionnel du cinéma. Ed è normale quindi che, non avendo scelto la via della produzione industriale, della realizzazione industriale, nemmeno la distribuzione industriale, e quindi mi sono occupato io per tutta la mia vita di direttamente fare la distribuzione dei miei film, e io sapevo, per esempio, quando ho chiesto questi film, che Boris sarebbe venuto, perché Boris accompagna sempre i suoi film in tutte le proiezioni, e quando c'era la pellicola era Boris stesso che molto spesso faceva la proiezione dei propri film e faceva delle proiezioni di film a casa delle persone. Mais bon, depuis 20 ans maintenant, la donne a changé parce que le numérique est arrivé. La plupart des films sont numérisés, commencent à être numérisés, digitalisés. Et donc, ça m'échappe complètement. Ils sont diffusés en DVD, ils sont sur Internet, sur Vimeo. Et, donc, il y a une autre diffusion aujourd'hui qui se passe. Quindi, da 20 anni a questa parte, con la digitalizzazione dei miei film che si fa piano piano, questa cosa ormai mi sfugge di mano, e quindi ci sono canali Vimeo, c'è il canale Vimeo con i miei film, ci sono i DVD, ci sono altre cose. Ces films-ci ont été digitalisés à Bologne, Oui. dans la salle. Donc, si vous voulez un DVD, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la valise. Là. Questi film sono stati, come ho già detto in introduzione io, digitalizzati a Bologna. Se volete comprare un cofanetto DVD in cui ci sono altri film rispetto a questo, ce n'è credo qualcuno in vendita. Io l'ho comprato per esempio a Potemkin a Parigi, appena uscito, e c'è un ottimo libretto dentro con gli scritti di Boris film per film che dettaglia anche l'esperienza del Club Antonin Artaud. Ci sono delle domande? Prego. La mia curiosità è quanta scrittura c'è e come questa fase, come dire, veniva organizzata. Pour le film Symphonie de Romain Schneider, oui. Là, Romain Schneider est arrivé avec un sujet. E soprattutto per il film Sinfonia che c'è della scrittura. Romain Schneider è arrivato con un testo. Il a raconté une histoire qu'il voulait mettre en film. On a compris assez vite que c'était sa propre histoire. In cui raccontava una storia di qualcuno, e abbiamo capito subito che era la sua propria storia. Rabinovich è lui. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup pour que ce soit lui qui joue, qui fasse l'acteur, tous les rôles. Ed è per questo motivo che ho insistito perché sia lui stesso a interpretare tutti i ruoli, compreso il nazista alla fine. Alors, il a écrit ce texte dans le groupe, avec l'aide de tous les gens qui faisaient partie du groupe. Il était un peu soutenu et encouragé à écrire d'abord le texte. Ça a pris quelques mois. Quindi ha scritto il testo insieme agli altri che lo hanno sostenuto e aiutato per qualche mese a scrivere questo testo. Parce que nous nous réunissions 1 ou 2 fois par semaine. Perché ci riunivamo comunque 1 volta o 2 volte alla settimana. Mais il y a toujours des moments d'interruption parce que les gens sont malades.
Donc, ils ne logent pas dans le club Antonin Artaud. Hein. Ils arrivent là la journée, le soir, ils rentrent à l'hôpital ou dans un logement provisoire qu'ils ont aussi. Perché bisogna dire come funziona il Club Antonin Artaud. Loro arrivano al mattino, stavano tutta la giornata fino alla sera, e alla sera chi aveva doveva andare all'ospedale psichiatrico e altri invece stavano in locali in cui dormire che erano messi a disposizione. Alors, pour Romain, c'était très difficile, pas d'écrire le texte, mais après de l'apprendre pour le jouer. Alors là, c'était très, très difficile, il fallait aussi beaucoup de répétitions. Per Romain Schneider è stato molto difficile non tanto scrivere il testo quanto impararlo a memoria, perché non riusciva il suo proprio stesso testo, e quindi ci sono state moltissime prove prima di apprenderlo. C'est tourné dans le propre appartement où il vivait à ce moment-là, et tous les lieux dont il parle autour de cette rue, de ce quartier. Quindi è stato girato nel proprio suo stesso appartamento e nel quartiere di cui parla nel testo, nel racconto. Voilà, le film a été découpé en petits fragments, petits morceaux, et on s'attelait à faire un morceau, puis un morceau, puis un morceau. Donc ça a pris beaucoup de temps, plusieurs mois. Quindi il film è stato fatto un découpage, quindi una maniera di tagliarlo, frammentarlo per scene, e poi che realizzavamo piano piano, e ha preso molti mesi la realizzazione del film. Je ne sais pas si monsieur est satisfait. Altre domande? On a suivi intégralement le texte de Romain. Il y a juste, vous avez vu l'introduction, je l'ai mise à la fin. Et je voulais te poser une autre question. Dans plusieurs de ces films, il y a un côté réflexif, métacinématographique. Est-ce que c'est toi qui as introduit ça pour mettre, une distance, ou venait de eux ce besoin de, montrer la machine cinéma? In tutti questi film c'è un'autoriflessività, un livello metacinematografico. È stato Boris che l'ha introdotto o sono stati loro che hanno scelto di avere questa distanziazione? Oui, dans Symphonie, c'est moi, bien sûr. On voit l'équipe qui filme. Vous avez vu, hein, c'est une équipe très réduite. Et on le voit au début et on le voit à la fin. Oui, c'est plutôt un élément de moi. Mais par exemple, la musique de Mahler, c'est Romain Schneider qui la voulait. Et tous les lieux où on a filmé, c'était son choix. Sì, in effetti l'inizio e la fine a cerchio con l'equipe molto ridotta, sono stato io a scegliere questa cosa, ma tutto il resto, la scenografia, i decori, quindi, e i luoghi di tournage, li ha scelti Romain. Oui. Et donc à la fin aussi, il se regarde sa propre image à la télévision. C'était ça. Ça viene di toi aussi? Oui. Okay. E quindi anche alla fine con il feedback in video è Boris che ha deciso che lui stesso dovesse vedersi. Lo sdoppiamento è moltiplicato per 4, quindi sostanzialmente. D'accord, mais Romain était d'accord. Hein? Oui, ma Romain era d'accordo per questo Jekyll e Hyde moltiplicato 4 volte. Parce qu'en fait, il n'est pas mort à Bergen-Belsen. Oui. Donc, Perché infatti ha fatto il film e non è morto a Bergen-Belsen.